La prima volta da 3 punti per Casalmaggiore in casa coincide col secondo KO per 3-0 di Firenze in trasferta. Le sliding doors del Palaradi portano al ribaltone in classifica tra due squadre che in avvio danno spettacolo con un set combattutissimo, salvo poi divaricare il gap in corso d'opera in favore delle rosa di casa. 10 giorni dopo il successo di Chieri, Casalmaggiore riparte in formazione tipo. Coach Marco Gaspari ridà fiducia a Daniel Cuttino e l'opposto americano di Indianapolis ripaga con gli interessi. Dall'altra parte della rete c'è una Firenze che si affida ad Ali Santana e Michela Fechi in posto 4, un assetto che inizialmente dà buoni riscontri a Gianni Caprara. L'avvio è tutto bisontino, ma quando le rosa si svegliano, tornano a contatto e il parziale diventa equilibratissimo. Servono i vantaggi per far pendere l'ago della bilancia in favore delle locali. Dopo 37 minuti di scambi con colpi ad altissimo profilo, arriva la stoccata del 33-31 di Caterina Bosetti, capitano rosa, che indirizza il match e catalizza i consensi. Chiuderà col titolo di MVP e Best Scorer del match, con 16 punti distribuiti soprattutto nelle fasi cruciali dei 3 parziali. Nel secondo cala il fatturato offensivo di Firenze, il tecnico ospite prova a cambiare registro e regia, ma il risultato premia Casalmaggiore. Ana Antonievic regala magie, Ilaria Spirito inizia la sua personale sfida alle leggi di gravità. Le rosa blindano il set 25-19 e al pubblico del Palaradi di Cremona, abituato alle maratone da tie break, fa quasi effetto vedere azzerati i blackout casalinghi della VBC. Il Bisonte concede qualche errore di troppo. Quando la Piupomi scollina a metà parziale, il divario è già di quelli difficili da colmare. Coach Caprara prova a scuotere le sue, Gaspari predica calma nei momenti decisivi. La partita è in mano a Casalmaggiore, che raccoglie buoni frutti anche dalla maturazione di Daniel Cuttino. L'americana tocca quota 15 punti nel complesso, ritrovando il sorriso e alla fine, complice uno dei rarissimi errori al servizio di Sara Farr, la VBC dà il là alle danze. Il primo successo casalingo da 3 punti per le Piupomi vale il sorpasso in classifica ai danni di Firenze e la salita sul podio della Serie A1 femminile. Il muro blocca l'incursione del Bisonte. Esce il servizio